e magari scopriremo anche qualche bozzetto interessante da parte di Terry, mentre l'Una Hotels prova con Cinciarini a servire, spalle a canestro Diouf e il movimento lo premia e anche il rilascio con la mano destra. Arriva il potenziale, carica in angolo per Hudson che non si prende la tripla, buona la chiusura difensiva di Strautins, Ruzier dentro per Spencer. Eccola qui la giocata chiamata da Sandro De Paul, eseguita alla perfezione. La via di mezzo tra un assist e un tiro non è né uno né l'altro, e allora Bartley va già di là, si butta dentro con coraggio ed eccolo, appena rientrato prova a riaccendersi subito e a riaccendere. Viaggia a poco meno di 10 punti a partita, 9.9 per la precisione. Qui Bartley si incaponisce in penetrazione, chiede un fallo che non arriva. Olisevicius si protegge dal tentativo di lontano da canestro, si affida a Senglin contro Corey Davis, prova a buttarsi dentro Senglin e c'è un gap di esplosività importante con Corey Davis, trasformando veramente in oro ogni pallone che tocca. 9 su 13 dal campo, serata veramente lussureggiante per lui. Risponde con la stessa moneta Sakar Enim, segnarla Olisevicius, Spencer non gliela concede, 4 secondi per il tiro, deve inventare qualcosa Olisevicius. Ancora la giocata giusta, sono 11 le lunghezze di vantaggio per un Una Hotels che nel terzo periodo sta ritrovando le certezze dei primi 10 minuti di gioco. Davis deve fare una fatica immane per liberarsi dalle in quintetto con Cinciarini, Rivers, Senglin e Strautins. Corey Davis prova a divincolarsi di forza a sportellate proprio di Senglin. Era momento topico di questo anticipo della 22esima giornata con Senglin preso da Campogrande, prova ad attaccarlo dal palleggio, si allontana, step back, il tiro, Jeremy Senglin con Reggio ancora avanti di un punto. Corey Davis si butta dentro molto bene, trova lo spazio per scusciare dell'ipotetico. Davis questa volta, però Senglin riesce a prendergli il tempo sul tiro. 6 su 15 dal campo per Corey Davis, mentre dalla parte opposta ancora una volta Jeremy. Campionato con appena sopra il 70%. Penso, non voglio buttargli la croce addosso, ma molto dovuto anche alle percentuali non certo idilliache di Skylar Spencer, che qui viene sbilanciato sapientemente da Hopkins. Autostrada libera, giocando un minimo col cronometro. Senglin si butta dentro, scarica per Olisevicius, si va da Enim in angolo e arriva la tripla del +6 di Reggio Emilia. 8-0-7-2 ora Bartley per trovare almeno la parità nella differenza canestri, va a sbagliare, ci prova anche Corey Davis, la tripla va a bersaglio. 8-0-7-5, Cinciarini chiede disperatamente alla sua panchina di chiamare time out, si va da Senglin, non riesce a concludere Reggio Emilia, Cinciarini arrabbiatissimo.